La historia de Sigurd, de The Red Fairy Book de Andrew Lang. In tempo di Antigorio, vai ad un re Sunold, che ha vinto guerra a Meda, ma chi come fia dezzu. Mancari gai, si via tornato a congiuare con una pisedda, provulto un altro principe che si la queria era congiuata a esso, e l'ompido a capo di un'armata manna. Sul re, mancariezzu, li parei di fronte, pelende con valentia, ma in ultimo si li truncai di si spada. Sos inimigus lu colpein a morte, e sos omines suos si che fueini. Ma, a de notte, accabata sa battaglia, sa muzere esceidi a lu chilcare, in mese son mortos, e a sa fine la catteidi, e li pregunteidi si potere sanare. Ma issu nel zeidi chi nono, sa solte la iad abbandonato, si spada si via truncata, ed è via a morrere. Li profetteidi chi issa di aere dentro unu vezzo, e chi questo vezzo di adare essere il tato unu guerreri mannu, chi lo dia a vengare satero re, si nemico sou. E li comandeidi di arribare so piccolo se si spada truncata, pronde fagere se stare una noa pro su fizzo, una lama narada garm, e sin che molzeidi. Zamuzere si chiamedi satteracca, e li nalzeidi. Cambiamo nol de vestimenta, tu a rispondere a su numero meu, ed eo a su dou, prima che sus inimico sono sagattene. Fattende gai si coltoeni in su padente, ma in cue la s'attoppeni uno accanto furilterisi, e che la leini in barca a Danimarca. Una volta che la saiana alleata sa inanti su re, issu pensaia da che s'atteracca pari ad una reina, e sa reina una teracca. Gai a sa reina li pregunteidi: dei tilischisi in sicurigare su notte si alta becende? E issa rispondeidi: lisco che quando via pisedda mi indepesaia a accendere soffocoso e mi indepeso ancora a cussora. Una reina strana si incende focoso, fia pensando sul re. Poi pregunteidi a sa reina chi via del tida e teracca: dai telichisi in sicurigare su notte si alta becende? Babbo, ma io dato un aneddo e oro, nel zeidissa, e sempre, quando via da becende, si mi feia da più fritto in spodica. Una domo ricca, si satteracca sa estini oraria, nel zeidi sul re. A beru, chi due non se teracca, ma fizza e re. Tando la tratteidi che una reina, e quando venei sora, si le rieidi de un uvizzu, e a numene li poneidi Sigurd, uno pizzinnu bellu che sole, e folte. Su trucchi lu via dei duchende, una volta li comandeidi di andare dai sul re, e de li pedire un ugaddu. Severa di un ugaddu pra te, li nalzeidi sul re. E Sigurd arredi a su padente, inue attoppeidi a un omine ezzu e pavvicanu, e li nalzeidi: aio aggiuami a severare un ugaddu. Tando su ezzu rispondeidi: le anche tutto soccando da sul riu, e severa pro te succhi che lo zumpa annatende. Gai Sigurd che lo troveidi a cue, e uno e via che lo zumpeidi natende. Tando Sigurd si severeidi cussu, a numene faghia grani, e da chi ne falaia da esa razza de Sleipnir, fia da su mezzu gaddu e su mundu. Difatti Sleipnir fia da su gaddu e odino, su deus e su nord, e curria da l'estru che su entu. Ma una die o due sa poi su maltru li nalzeidi a Sigurd: badu un tesoro mannu e oro coltoidu non me da tesu dai noghe, e si ti lichisi a lanzare e tu. Ma Sigurd li rispondeidi: a poi intesu conto da sopra del culto tesoro, e isco chi lo baglia da su drago Fafni, chi el te gai mannu e sfidiato, chi omine per uno s'attrevide a saculziare. No elte più manno de uno calchiatteru drago, ne zeidi su maltru, e si essere se valente che babudou, non lo dia sa timere. Non so, covaldu, rispondei di Sigurd. Proitte che ere se chi li pare fronte deo a culto drago. Tando su maltru, chi si naraia da Regin, li conteidi chi tutto questa picconi a manna e oro rugiu una volta appartenia da su babbu.
Su babbu tenia da 3 figli, su primo via Fafni, su drago, satteru fia Otter, che si podia da mutare in lontra a piacere, e satteru ancora fia di suo tottu, Regin, che fia da un altro ferru famato e sestatore di spadasa. Come in questo tempo baiado un duddurino narrato andvari che il taiada in un poggio in sutta de un il trampo e abba ue baiada remunito una picconia mannaioro. Una die Otter viviada andato a picca aiada molto a un salmone e si l'aiada mandicato e in forma de lontra si fiada dormito a sopra di una pedra. Pocca lompei di caliccuno, li scudei a pedra e lo molzeidi. Ad a chi via molto li spedeini e che luleini a dome su babbo. Dunque asissu comprendeidi chi su fizu fia molto e pro castigare a su chi l'aia molto declareidi chi queria da saper de Otter piena e oro e assaccarrada e oro rugiu o li dia da eredato dei temale passare. Tanto socchidore de Otter fa lei di torre a su vogiu, tenteidi a su doddurino proprietario e tutto su tesoro e bilu fureidi. Vivia restato un aneddu e via, che su doddurino giochia da infilato, fino a chi non li leidi cu su poro. Gari, cu sicuro, fia da arrenegato meda, e li profetteidi chi soro non di avere giutto atteru che malassolte, a chi dotto lo teniate in possesso, pro sempre. Pocca, sapete salontra, fu di piena e assaccarrata e oro, tutti in trea, franco nubilu, coveccato, con su'ultimo aneddu e cu di curo e su doddurino. Ma non giochei di buona sorte a Nemoso. A primo Fafni, su drago, molto su babbo, arrede a s'apposentare in soro, se ne lasciare in da su frade, e Nemoso s'attrivia da s'acculziare. Iscoltato su conto, Sigurd a Regin l'inalzeidi. Saltami un'ispada ona, che ha pauchiere col tuo drago. Gai, Regin, li seltei di un'ispada, e proendela in d'unu contone a talzu, a Sigurd si li trunchei in mano. Gai, Regin li preparei di un'altra spada, che Sigurd trunchei di e tutto. Posca Sigurd arreda a sa mama, a li pedire so piccolo se salame su babbo, e lo dei da Regin. Cussu, maziende, ndoghei di un'ispada noa, affilata gai, che paria da chi su fuoco li currere di sosoloso. Sigurd proi di culta lama in su matessi contone a talzu, e non solo non si truncheidi, ma li sperrei di induoso. A pultisi tirei di uno zuffo e lana e colpendolo con si spada li smeseidi. Gai, Sigurd, nanzeidi chi si spada andai ad Ene. Ma prima di andare a parare fronte a suo drago, diedi un esercito a combattere sosomines e chi la iana molto a suo babbo. Docheidi a suo re, li leidi tutto sa ricchezza e poi recueidi. A poi di abbarrare una cantaldiesi in domo, un manzano arrede impare con Regina a su piano. Inue su drago fia solito il tare terrido. Videdi sul ralto che aia dall'assato su drago, quando via andato a un iscoglio a buffare, e sa tratta paria da commentesi un rio umano che via discorrido fino a saccoa, la stende bei una parte profonda. A pultisi, Sigurd fa lei da giusto de così il pentumo, e la poi deve fossare una canta foradasa, sì che coltoedi in dona, con si spada svainata. Si il tedi in cui si attende, fino a saccando a terra non si ponzedi a si tremere, presupese su drago, che si l'assinaia da dirigido a sabba. Una nube venenosa si indepesaia da cada volta che il turridaiada e muilaiada. Gai, che le stare in antisi, che riannare molte segora. Intamen Sigurd i setteidi accanto non fiate in su tesa entre, poi l'infecheidi si spada a gram diretta entre su coro. Tanto su drago i spuetteidi sagoa trunchende pedras e aivures che li ruiana tutto da sopra. Poca feldeidi e morzende nel zeidi. Prode, chi masa molto, col tuo oro ara essere sa ruina tua, ed è chiedotto l'udenede. Sigurd rispondedi, non te dia toccare, si perdendelu non morrere mai, ma tutto sosomine se morini, e su valente non lassada, chi sa timori e sa morte, lu palza da dei su chi cherede. Mori Fafnir.
e Gai Fafnir Molseidi. Da questo momento Sigurd fia connotto con su paranumere del danno e Fafnir e Occhi e Drago. Pocca torreidi a segusu e arredas a toppare con Regin, che li vedeidi e faghere assadu su Goro e Fafnir ed ebilulassare a sazzare. Tando Sigurd che infelcheidi su Goro e Fafnir in duno fulte e lasseidi. Commente luzziregheidi con su poddiga si brugeidi, ma ponendesilo in ucca, talteidi su Goro e Fafnir e cominciai a comprendere sull'imbaggio sasavese e Gai intendeidi sasatacadolsasa narende. Mi assicuro da scende su Goro e Fafnir per un attimo quando si lo deppere de mandigare eisse impare a totto sa sabiduria. Su secondo puzzone nel Zeidi. Inoghe bel Regin, pronto a traigere a Sigurd, che si fida da te isse. Su de tre nel Zeidi. Lasciate che si intesse di sa conca Regin, e si tenta tutto solo pro isse. Su debattono nel Zeidi. Lasciatevi lo facere e poi andate correndo a Infel, ai nuovi beste Brynhild, Drammende. Sigurd, intendente de comente Regin fia complottende pro lo traigere, l'indetrugei di Sagonca con un solo e si spadagram. Tando, de repente, tutto se savese si ponse a cantare. Una bella pizzina aperte, una bella pizzina drommende, Sigurd nota sultese, Sigurd sa pizzina inche, se solte a buono e venende, sopra Infel bette, fogo ruggio bruciante, in cui sa pizzina aperte, sa chiene di gerede, la gatta sa inchende, in cui dormire devide, fino a sa chi non li schirasa, come vai currende, su voto chi è fattende, e truncare non timede. Tando Sigurd samentedi de un conto che aia inteso a sopra una donna bella che sole ammagiata, che il taiada in un luogo atteso. Sammaggio la costringhia da iltare sempre dormita in un carteddo serrato da un fuoco sempre acceso. In ue devia da barrare drommende pro sempre, fino a saccando non essere d'accudido un cavalieri che, passando che sa fiamma già di ad andare a delichitare. Deciso a bandare in antisi si che di semida orrorosa de Fafnir. Fino a questo momento Fafnir il taiada in una grutta con giannasa de attalzu, una grutta incavata in trumeta, in sa profondità de sa terra e piena de braccialetto de oro, coronasa e aneddoso. E in cui puro Sigurd bagatteidi selmo esattimoria, un elmetto de oro, che dotto svilupponiada e compariada da sa vista. Tutto questa cosa la sapirei in palasa su gatto buono sou, grani. Poi si ponseidi in cammino pro Infel. Quando bilompeidi fia a notte e in punta su monte Sigurd idei di un fuoco ruggio con sa fiamma sa pigende alta sa fina sa chelu e in mezzo sa fiamma sa baiato un carteddo con un stendardo in sa torre più alta. Tando con grani arredi a via da su fuoco e leviu che lo brincheidi commente si essere detto vera. Gai Sigurd intredi passando da su portale su carteddo e in cui videi calicuno drommende con una martura indosso. Tando a questa persona dromida nell'ivogei di Selmu e fiada una donna desa più galanasa. E chiedendesi nel Zeidi. Ah, chi è te Sigurd, figlio e Sigmund, su chi ha da truncato su frattimo. E in ultimo eni dei noghe a m'indicare. Su frattimo chi l'ha da tenta mangiata tutto questo tempo su, li via rotto quando me da tempo prima si spina e sai fuori su sonno li via da entrata in sa mano, che castigo pro aver fatto di spiegare a su Deus odino. Me da tempo prima aia da giurato puro de non si congiurare calicuno timeroso, che non si dia essere attribuito anche passare sa colta e fuoco, siccome i 7-8 via da una pizzina guerrera, e andai ad armata a sa battaglia che so sominese. Ma come? Isa e Sigurd si ultimaiana e, promettendesi di essere sinceroso uno con s'altra, issu li donei di un aneddo, chi via da su proprio, chi via da stato curato a su tuttorino andvari. Appultisi Sigurd si che partedi e arredi ad uomo de un re, chi tenia da una figlia galana, chi si naraia da Gudrun, e sa mamma fia da una maialza. Idende
a Sigurd, Gudrun si innamoreidi, ma issu giochiada sempre a Brynhild in suo pensamento suoso. Accanto fia bella, pensaiada, e accanto l'ultima iada. Gai, una die, zamama maialza de Gudrun, a miltureidi dromidera e una canta si speziasa, chi cagionaiada olvidu, in una tazza magica, e cumbideidi a Sigurd a buffare a sa salute sua, e issu, buffende, solvideidi de botto de cudicura de Brynhild, como il timaia da Gudrun, e si cujueidi con cosumannu. Como zamaialza, zamama e Gudrun, cheriada chi su fizu Gunnar, si cojuare da Brynhild, e lu pregheidi di andare in pare con Sigurd, ande in cheressa mano. Gai, carreni, fino a sa domo e su babbo, che Brynhild, dai neghe e su inu e zamaialza, non fiada più in suo pensamento su di Sigurd, ma issa si lamenta iada e la maiada ancora. Duncasa, su babbo e Brynhild, ne zeidi a Gunna, che essa non si dia dare cujuado a Nemoso chi non caere de coladu a fiammasa, chi serrana sa turre ammagiata. Barreini e Gunna chilcheidi den che brincare sa fiammasa a caddu, ma cussu non vi la fateidi. Tando Gunna proeidi con su caddu e Sigurd, grani, ma cussu con Gunnar non si moviada. Duncasa Gunnar s'ammenteidi de sa maia che l'aiada imparato sa mamma, e con sa maia Sigurd a parrere che pare a Gunnar. Tando Sigurd con sa bisura e sa maglia de Gunnar a caddu e grani che brincheidi sa colte e fuoco, intreidi e agatteidi a Brynhild, ma dai neghe sa tazza e inu con sa meglina e solvidu e sa maialza non si lamentaiada ancora. Como, sa promessa, obbligaiada a Brynhild a si cojuare a Gunnar, da chi creiada chi essere diltadu isse, in vece de Sigurd, con sa bisura sua, anche collare sa fiammasa, e aiada giurato e si cojuare a succhi di ad essere resessidu anche collare sa fiammasa. Issu li dei d'un aneddu, e issa li torreidi su chi l'aiada datu prima, quando giochiada sa cara sua. De Sigurd. E chi via sull'ultimo aneddu dei cuddu durini curo de Andvari. Gai e Seini dai sa torre. Isso e Gunnar aiana cambiato da raffigura. Cada uno fia disse e le cueni a domo, dai sa reina maialza. E Sigurd doneidi saneddu e su durino a sa muzzere, Gudrun. Brynhild arredi a su babbo, e l'annunziedi chi fia d'accuditu un re naradu Gunnar, chi incaia da colato su fuoco, e chi como si devia da cojuare. Noi intamen creia nel zeidi, chi nemoso Franco Sigurd su danno de Fafnir, s'unico amore meu verdadeiro, podia dare essere in cultazzagna, ma issu mi smentigheidi, e devo mantenere sa promessa che ha povattu. Gai, Gunnar e Brynhild si cojueni, mancari non fia da Gunnar, ma Sigurd con sa visura de Gunnar, su chi caia da colato su fuoco. Accabato s'affido e tutto s'affeltasa, sa maia e su inu de sa maialza aia finito s'effettu, chi tenia da sopra e su che il veddu de Sigurd, chi dunca sa mentei di dottu. Sa mentaiada de comente aiada liberato a Brynhild del sammaggio, de comente fia diltato s'unico amore suo verdadeiro, de comente si fia dimenticato, congiuendesi a un'altra femmina, e de comente poi aia dinchidu sa mano e Brynhild po un'altra omina. Intamen cende valente, de culta resonese non de fateidi per aula con Nemoso, canno lo cheriada idere trittoso, ma comente si siada non podiada evitare sa mala sorte chi pessighiada cada possessore su tesoro e su dudurino anvari, ed e saneddu de oro malefadadu. E su fraltimu non vi ponzei di me dallo pizzicare. Difattisi una die, quando Brynhild e Gudrun si viana samunendi in su riu, Brynhild fiad andata nadende a un eretto più atteso, nadende chi l'aiada fatto pro multrare a Gudrun chi issa fia superiore. Sicomente marito suo, Nacchi, fiada resessidu a che colare sa fiammasa quando Nemoso mai si fiada atrevidu prima. Tando Gudrun s'arrenegheidi malamente e affirmeidi chi fia Sigurd, non Gunnar, su chi caia da colato sa fiammasa, e chi Brynhild l'aia da consignato cu saneddu malefadatu, saneddu e su dudurino Andvari. Duncasa Brynhild, idende saneddu chi Sigurd aia da dato a Gudrun, conoscendelu e comprendende dottu, si fateidi bianca molta in cara, e si che torreidi a domo. Prodotto su sero manno, siltei di moda,
Si incrasa nel zei a Gunna, su marido, chi fiada unu covaldo e unu faulalzo, da chi issu non caiada mai colato sa fiammasa, ma caiada inviato a Sigurd a lo faghere in locu sou, facendo solo credere chi la erede fattuisse. Poi, lì nel zeidi, chi non la diadere bida mai contenta in s'apposentu sou, mai si righende inu, mai giocante ai scaccoso, mai riccamente con filo e oro, mai narende per aula sa garbosa. Poi, di trazeidi, tottu sorriccamoso, e si ponzeidi a piangere, ti chi riende, de modo chi tottu in domo la intenderene, da chi tottu impare su coro, si li fia da sperrato, e sa fieresa truncada, e aia da perditu a s'amore sou verdadero, a Sigurd, zocchidore de Fafnir, e s'aia da cojuato a un omine faulalzu. Stando accudei di Sigurd e chilcheidi della consolare, ma essa non li cultaiada e naraiada chiccheriada si spada piantata in coro. Non vada a cherrere meda nel zeidi. Accanto si spada malga ma da entrare in coro e non sa vivere meda da chi so molto. Ma Brynhild, il timada, ilta e consolati. Il tima Gunnar marito d'ou, ed eo t'appo a dare tottu soro, su tesoro e su drago Fafnir. Brynhild rispondeidi, è troppo tanto. Tanto Sigurd fia gai addolorato, chi su coro si lunfieidi tanto in pettorrasa, chi sosanendo so di attalzu e sa maglia i scoppieini. Sigurd e seidi, e Brynhild fia decisa all'occhiera. Amistureidi, fele, zerpe e petta e lupu, e la ponzeidi in dunu piattu e su frate minore su maritu. E, quando issu lutarteidi, che seidi e conca, arreda sa camera e Sigurd, chi fia drommende, e l'infecheidi con un'ispada. Ma Sigurd s'inchischieidi, agganzeidi si spada a gram e la lampeidi a somine fuende, trapassendelu. Gai si candaia da Sigurd, su danno e Fafnir, chi in d'una punna non diane molto duos omines impare. Poi Gudrun s'indischideidi e, idendelu molto, si ponzeidi a oruloso, lamentendelu e piangendelu, e Brynhild, intendendela, s'inderrieidi, ma su canto garbosu grani si che faleidi, molto e dolore. E Gai, Brynhild, ruedi in terra, e su piantu sou le aia da su coro, fino a che a issa non si li trunchei di su coro. Poi, a Sigurd, l'ubelteini d'armatura e oro, la conseini una catassa manna e linna a sopra di una bacca, e a de notte bilterreini so corpo molta so de Sigurd, de Brynhild e de su cantuonu grani. Li ponzeni fuoco, e li spingheni in su mare. E su entu che la giugheidi a su mare apertu, lugande in s'oscuridade. Gai, Sigurd e Brynhild bruceini in pare, e su frastimo e su dodorino andvari, in ultimo benzeidi a bonu.